Amici, buongiorno. Oggi è un momento eccezionale per due buone ragioni. Primo, perché abbiamo un vino eccellente e unico. Secondo, perché è con noi anche il presidente di Ice Veneto, Marco Aldegheri, che è qui per presentare questa iniziativa enosolidale alla 10ª edizione. Ti ringrazio Vito di questa opportunità, perché oggi abbiamo un vino molto particolare da abbinare. Quindi sai bene, vuol dire che il vino è emozione, passione, coinvolgimento. Insomma, è un abbinamento molto particolare quello che possiamo utilizzare oggi. È un'iniziativa solidale di Ice Veneto, è una bottiglia importante che ogni anno Ice Veneto immette nel circuito dei propri soci ma anche di tanti appassionati e dà la possibilità di riporre nella propria personalissima cantina. Il ricavato dalla vendita di questa bottiglia viene destinato per opere dedicate alle infanzie. Possiamo dire che l'iniziativa è di Ice Veneto, in particolare la scelta di questa bottiglia di Ice Vicenza, che devolverà l'intero ricavato all'associazione Vicenza for Children. Quindi possiamo dire che è l'unico vino che fa bene ai bambini. Esattamente. Allora direi che l'abbinamento è anche eccellente, perché la nostra chef Ilenia Bazzacco ha preparato un piatto che si presta molto bene. È uno stracotto veramente eccellente, un piatto di grande struttura, grande persistenza, ma il vino è veramente eccellente. Pur essendo un'annata ancora giovane, 2017, potrebbe durare 15 anni, ma non so se i nostri amici che lo acquisteranno avranno il coraggio di resistere tanti anni prima di degustarlo. Tu che dici, Marco? Io dico che c'è un solo modo, basta comprare più di qualche magnum e quindi risolviamo il problema. Esattamente, la prima la si beve, la seconda la si conserva per i posteri. Come qualsiasi bravo appassionato farebbe. Certo. Bene, direi che a questo punto non ci resta che osservare questo calice di vino che è ancora luminoso, lucente, sicuramente ha davanti a sé enormi potenzialità. Il naso è già un naso ricco di profumi fragranti che ricordano soprattutto la frutta a polpa rossa. D'altronde il Thai rosso dà queste sensazioni insieme al Cabernet e al Merlot, e poi questa lunghezza gustativa veramente interessante che rende l'abbinamento assolutamente di grande piacevolezza. Direi proprio di sì, ci resta solo da ringraziare l'azienda Del Maso che ci ha messo a disposizione questa chicca, un vino che non esisteva, nato apposta per questa iniziativa. Bene, mi raccomando, accattata Villo.